Abbiamo una festa molto ormai collaudata. Stamattina appunto c'è una conferenza, poi avremo l'inaugurazione del centro didattico delle Meridiane, avremo modo di parlarne anche in questo incontro, e nel pomeriggio invece alle 17:15, dopo il concerto della banda, avremo anche l'inaugurazione delle nuove 4 meridiane che sono state realizzate qui ad Aiello, e chi parteciperà dopo la presentazione dell'autore o dell'opera avrà modo anche di fare la sua personale votazione. Quindi vi invito a rimanere naturalmente con noi anche nel pomeriggio. E poi abbiamo la bellissima mostra naturalmente delle meridiane del Friuli e Venezia Giulia. Ecco, io mi soffermo un attimo e passerei la parola al nostro giovane e dinamico e bravo assessore alla cultura, Tommaso Pinat, che porterà i suoi saluti dell'amministrazione comunale. Grazie. Bene, io ringrazio Aurelio in particolare anche per la sua introduzione e voglio portare a tutti quanti in particolare il saluto dell'amministrazione in toto, e voglio anche portare per ringraziamenti al Centro Una Barca e alla Proloco per questa manifestazione che da anni, ormai siamo alla 7ª edizione, si sta rivelando una grande risorsa anche per il nostro territorio, per il nostro comune, ma dico territorio perché credo sia una cosa che ormai non è oltre i confini comunali, che insomma il fatto di riunire così tante persone esperte di una tematica così interessante che ha tanti risvolti sia non solamente grafici o di fruizione visiva, ma anzi anche dei risvolti scientifici, dei risvolti culturali in senso molto ampio, penso sia qualche cosa che valorizza una dimensione più ampia di quella che può essere quella solamente comunale. Infatti per questo voglio di nuovo rinnovare i miei complimenti, anche perché non è facile stare dietro all'organizzazione di una cosa così ampia. Non voglio rubare più di tanto tempo perché ci sono molti relatori dopo di me che saranno anche più interessanti da ascoltare, credo, sicuramente molto competenti. Voglio solamente ricordare quello che è il lavoro che Una Barca, il Circolo Culturale e la Proloco fanno su questo territorio. È un lavoro molto faticoso, però che secondo me sta cominciando a dare molti frutti, anche perché c'è sempre più gente che si interessa insomma a tutto quello che è l'ambito culturale in generale, in particolare ovviamente la risorsa delle Meridiane è una risorsa particolare, ma non dimentichiamo che comunque queste realtà lavorano anche su molte altre tematiche. Ringrazio tra l'altro anche tutte le altre associazioni o enti o comunque anche singoli che hanno voluto collaborare, perché senza di loro penso che nonostante la grande organizzazione che c'è dietro, anche l'aiuto dell'amministrazione e la grande organizzazione che ha Una Barca e la Proloco, non sarebbe stato possibile realizzare qualcosa di questo tipo. Bene, adesso la parola ai relatori che penso saranno sicuramente più interessanti da ascoltare. Grazie a tutti. Bene, prima di iniziare, almeno diciamo per le persone da fuori, quest'anno abbiamo rinnovato la guida di Aiello, abbiamo oltre 60 meridiane sparse naturalmente nel territorio, e oltre a queste meridiane ci sono anche alcuni monumenti gnomonici, e per l'occasione quest'anno troverete per un nuovo DVD dove presentiamo 5 monumenti gnomonici che sono presenti qui ad Aiello. Abbiamo l'orologio sferico, poi abbiamo la sfera armillare, l'orologio in mosaico qui nel cortile del museo, il globo universale che è sulla piazzetta in via Genova Cavalleria, e il calendario solare che occupa tutta la nuova piazza di Ioannis, ed è anche per il momento il più grande di tutta la regione.